Buon pomeriggio amici di sardegnasport.com, il saluto vi arriva come sempre da Cellerizzo, la frazione della Val di Peio, dove il Cagliari si allena e si è allenato anche questa mattina. Un allenamento molto blando dopo l'amichevole vinta 3-0 contro la Virtus Bolzano. Potete trovare sia su questa pagina Facebook, sia sul sito, sia su YouTube gli highlights e tutti i contenuti relativi alla domenica di calcio del Cagliari, ma è stato soprattutto il giorno di Tommaso Giulini. Pochi minuti fa davvero ha terminato la conferenza stampa molto lunga con noi cronisti, con noi della stampa al seguito appunto del Cagliari qui in Trentino, e i temi sono stati come prevedibile tanti. Una conferenza stampa sicuramente soddisfacente, perché c'è stata la possibilità di esaurire un po' tutti i temi che sono ed erano sul tavolo appunto del Cagliari, dal calciomercato, dal tema stadio all'approccio con Rolando Maran. Era di fatto la prima volta che Tommaso Giulini commentava la scelta del tecnico di Rovereto appunto sulla panchina del Cagliari, perché Giulini appunto non parlava dai giorni seguenti, appena seguenti alla fine della tribolatissima scorsa stagione, sulla quale ovviamente si è tornati. Potete leggere la conferenza stampa integrale, davvero senza perdere nulla, su sardegnasport.com, già diffusa, già curata dalla nostra redazione, con il lavoro come sempre straordinario di Stefano Sulis, di Matteo Porco, di Mattia Marzedo, di Roberta Marongio e di tutti gli altri. Ma ovviamente questa è l'occasione per parlare con voi e chiacchierare in qualche modo in maniera virtuale con voi, anche per raccogliere quelle che sono le impressioni dalla Sardegna, dal popolo rossoblu, appunto sulle parole di Tommaso Giulini. Tanti tifosi hanno affollato qui il campo sportivo, qui il Trentino, sabato e domenica. Ovviamente il weekend ha aiutato per un bagno di folla per la squadra. Oggi, diciamo in questa settimana, ci sarà sicuramente meno gente. Intanto è andata via la pioggia, già questa è una buona notizia, ma Giulini ha voluto ringraziare tutti i tifosi proprio parlando del gran numero di tifosi che sono arrivati qui in Trentino per aiutare in qualche modo il Cagliari. Allora, andando a fare ordine sulla conferenza stampa di Tommaso Giulini, ovviamente il tema stadio centrale, importantissimo, tra i più come dire di interesse per la gente. Il tema stadio che in qualche modo nelle ultime settimane stava un po' stagnando in attesa di questo progetto esecutivo, progetto definitivo che deve essere fatto da Sportium, il consorzio che aveva vinto quella gara privata tra i tre studi di progettazione presentati in pompa magna al Lazzaretto di Sant'Elia qualche mese fa. Poi c'era stata quella dichiarazione di Giulini a fine campionato che metteva in dubbio proprio il mandato a Sportium. Poi in realtà le cose sono andate nel modo migliore e in silenzio Cagliari, Sportium, progetto CMR stanno lavorando, e Giulini ha voluto fare il punto, ha proprio preso un bel po' di tempo della conferenza per fare un quadro della situazione. Si sta discutendo perché lo stadio sarà da 25.200 posti. Questa è già una notizia molto importante, perché quella della capienza è sempre stato un tema particolarmente centrale per quanto riguarda la gente, gli appassionati del tema appunto a tinte rossoblu. 25.200 posti da ampliare eventualmente a 30.000 in caso di Europei 2028 in Italia e anche a Cagliari. Ha detto Giulini: vogliamo esserci a questo appuntamento. Chiaramente la possibilità di ampliare, ha detto Giulini, implica diverse modifiche al progetto, quindi sarà una questione economica. Sale il costo dai 55 milioni più IVA circa ai 65 milioni più IVA attuali, quindi è una questione particolarmente importante, e richiederà chiaramente, oltre che un esborso maggiore, anche un po' di tempo in più. Quindi si prenderà ancora un po' di tempo per arrivare a un documento che non sarà il progetto definitivo, ma sarà il documento che dovrà essere vagliato, votato e appunto discusso in comune. Ci sarà da modificare in qualche modo la dichiarazione di pubblica interesse approvata nei mesi scorsi, appunto prima del passaggio ai vari concept, al passaggio anche molto, se vogliamo, pubblicitario, ma nei fatti meno importante di tutta la vicenda. Un po' di tempistiche, ha detto Giulini, insomma si spera che per fine 2019 insomma sia esaurito il lavoro di Sportium sul progetto esecutivo. Poi ci sarà da passare, appunto, a quel punto potrà continuare l'iter, però insomma i tempi si dilateranno un po', ma come ha sempre detto Giulini, meglio fare le cose con calma e bene piuttosto che correre
e perdere qualche pezzo per strada, però comunque l'occasione era sicuramente fondamentale, perché ormai da diverse settimane e direi mesi non si sentiva più parlare di stadio. Avevamo fatto anche qualche articolo di approfondimento con alcuni punti della situazione, ma certamente sentire poi le parole dei diretti interessati è particolarmente importante. Ancora iniziano ad arrivare anche i vostri commenti. Alessandro appunto dubita appunto sugli europei 2028 in Italia per una questione di tempi. Vedremo, sicuramente i tempi sono molto stretti. Giulini ha parlato di addirittura 3 anni per sapere se questi europei davvero si giocheranno in Italia. La questione è abbastanza fluida, del resto anche il momento del calcio italiano, del quale appunto ha parlato anche Giulini, non aiuta a pensare a questi eventi in grande. Insomma, il calcio italiano ha tanti problemi e pensare di organizzare un evento di questa portata risulta quantomeno difficile, se non anacronistico. Giulini ha proprio parlato dei problemi del pallone italico, ha parlato di situazioni schifose, di persone assolutamente inadeguate che gestiscono dei club, dal Milan a altri magari meno prestigiosi ma comunque importanti. Ha espresso il suo consenso, la sua approvazione, la sua felicità per l'arrivo di Iliot in capo al Milan, quindi un gruppo importante che il cui arrivo vale l'arrivo di Cristiano Ronaldo in Italia per la crescita del prodotto, non solo dal punto di vista economico ma anche sociale e anche sociale e culturale, insomma in senso lato, la crescita del nostro movimento. Però ha usato veramente parole forti Giulini: schifo, vergogna, per definire, anche senza scendere nello specifico, tra l'altro è notizia proprio di poco fa, i 5 punti di penalizzazione al Parma nella stagione appunto che sta per iniziare, mentre sul Chievo la questione plusvalenze si attendono ancora delle novità. Quindi non è sceso nello specifico, ma sappiamo insomma i fallimenti delle varie società in Serie B rendono la misura di quanto il calcio italiano, già escluso dai mondiali di Russia 2018, viva un periodo estremamente disastroso. Però il Cagliari rimane una società con i conti in ordine, senza problemi di scandali, è una società che continua a crescere, dal progetto Olbia al progetto Stadio, che oggi in qualche modo è stato rilanciato. Quindi insomma Giulini ha la possibilità di essere sereno, tanti sorrisi, tanti serenità. In questa conferenza stampa abbiamo visto umori davvero distesi e Giulini si è concesso in maniera anche abbastanza tranquilla, anche per un tempo prolungato, ai giornalisti, cosa che non succede sempre. Del resto appunto non parlava da molto tempo. Come vedete anche nei commenti la nostra redazione vi sta offrendo tutti i link su tutti i contenuti di queste ore sul pianeta Cagliari, quindi tutte le parole di ieri di Maran, il report, il tabellino dell'amichevole, gli highlights che vi abbiamo appunto regalato con le parole di Maran. Insomma ce n'è davvero per tutti i gusti, possiamo dire così, ma ci sono notizie anche sul resto dello sport sardo e quindi assolutamente visitate sardegnasport.com, perché come sempre potete non perdere davvero nulla di quello che ruota attorno al pallone isolano, ma in generale a tutti gli sport. Giulini ovviamente ha parlato di mercato, questo è il tema che più interessa assieme a quello dello stadio i tifosi. Non ha dato grandissime certezze. Giulini ha detto il nostro mercato in entrata riguarda un difensore e un centrocampista, tanti nomi che sono stati fatti. Lui in entrata non ha voluto fare nessun nome, quindi Ekdal, Bradaric, Locatelli, anche se rimane difficile il suo arrivo, sono nomi che sono lì da tenere sempre in considerazione. L'unico nome messo in mezzo è stato quello di Grassi, appunto una domanda specifica sulle considerazioni di ieri di Aurelio De Laurentiis, che ha detto che sul Grassi c'è il Napoli, ma Giulini ha spiegato bene la situazione, dicendo che Grassi in realtà era un'alternativa a Castro, quindi ha detto non so sinceramente se Grassi sia stato vagliato negli ultimi giorni da Carli, ne abbiamo parlato quando sembrava difficile arrivare a Castro. Non credo, insomma, ha lasciato capire Giulini, che possa essere il giocatore con le caratteristiche che cerchiamo, anche se non lo escludo categoricamente. Però diciamo che in questo momento Grassi non appare una pista davvero calda, più calda sembra quella di Ekdal, ma soprattutto le notizie, o non notizie se vogliamo, arrivano dal mercato in uscita, perché le domande specifiche su De Sena, su Cigarini, su Barella, su tutti gli altri giocatori appunto con le valigie pronte sono state soddisfatte a metà da Giulini, che ha di fatto detto come tutti
in questo momento siano soggetti all'evoluzione del mercato fino all'ultimo momento, e quindi per Barella può arrivare un'offerta monstre da un momento all'altro, anche all'ultimo giorno, e non è facile mai resistere. Abbiamo resistito a 3 offerte pesanti da club prestigiosi. Tenere i giocatori di questo tipo non è semplice per noi. Barella si sta allenando molto bene nonostante le distrazioni, le pressioni e le voci sul suo conto. De Sena sarà uno dei 3 capitani assieme a Sau e assieme a Cepitelli, per il quale il rinnovo ancora non è all'ordine del giorno. Lo stesso Cepitelli ha detto che non c'è fretta, e Cepitelli sostituisce in qualche modo Cossu nella famosa dicitura dei 3 capitani. Cossu ovviamente, che era un po' avvolto da quel silenzio sul suo mancato addio ma anche mancata conferma, e ha detto: stiamo discutendo per riportarlo, tenerlo nella nostra famiglia con il ruolo più idoneo. Quindi insomma anche Cossu prossimamente si unirà ai vari Agostini, vice di Canzi nella primavera, Conti responsabile dell'area tecnica, un altro del senatore del Cagliari dell'ultimo decennio come Pisano gioca ancora, capitano dell'Olbia. Quindi insomma tutti rimangono nel recinto di Asseminello, nel recinto rossoblu. Tornando al mercato, anche Cigarini, rimane dunque una situazione in bilico, difficile chiarire questo aspetto. Lui vuole rimanere, il gruppo lo vuole, lo hanno detto anche i suoi compagni. Carli sembra intenzionato a trovare una sistemazione, ormai è nota il famoso confronto prima dell'amichevole contro il Real Vicenza, quindi insomma la situazione di Cigarini rimane in bilico, come appunto tutte le altre. Tutti quei giocatori che hanno un contratto in scadenza fino al 2019, quindi Pesacane, quindi De Sena, Sau, Capuano e altri, di fatto sono sul mercato. Anche Rafael è uno di questi, quindi fino all'ultimo giorno di mercato potrebbe succedere qualsiasi cosa su di loro, perché la rosa del Cagliari è numericamente molto vasta. C'è João Pedro, e l'ha nominato Giulini come fattore molto molto importante, trequartista ovviamente cardine del Cagliari, quindi una rosa folta che andrà in qualche modo alleggerita. Vale, l'abbiamo detto ormai quotidianamente, la regola dell'entra ed esci, quindi Giulini ha detto: è chiaro che se dovesse arrivare quel centrocampista che cerchiamo, quel difensore che cerchiamo, qualcuno dovrà assolutamente andare via. Quindi Andreolli è un altro, assieme agli altri che abbiamo nominato, che potrebbe salutare. Magari non saluteranno tutti, ma qualche uscita ci sarà. Non è un lavoro facile per Marcello Carli, che deve trovare la sistemazione a questi giocatori, allo stesso tempo deve chiudere le trattative. Marcello Carli, che è stato elogiato dal presidente Giulini, ha detto: ho fatto un grande lavoro, lo sta facendo in questi giorni qui in ritiro, ma lo ha fatto anche nel finale della scorsa stagione come supporto alla squadra, motivazionale in quel momento davvero davvero complicato. Abbiamo chiesto al presidente anche sui rapporti con la tifoseria organizzata, con la curva, rapporti di alti e bassi, più bassi che alti, alle contestazioni appunto che hanno interessato soprattutto appunto la persona di Giulini, e lui ha voluto rispondere in maniera molto tranquilla dicendo che le contestazioni sono frutto dei bassi di rendimento che noi abbiamo avuto. Sta a noi trascinare i tifosi che ci hanno dato una grossa mano nel finale della scorsa stagione e in generale in questi 4 anni di presidenza. Non mi preoccupo particolarmente per le critiche e i problemi appunto con me, con la mia persona. Credo che facciano parte del mondo del calcio e ci siano anche in molte altre realtà. Però ha detto insomma i tifosi dobbiamo trascinarli noi e sono sicuramente un fattore importante, tifosi che sono stati chiamati in causa anche per quanto concerne gli abbonamenti. Si punta a quota 10.000, ha detto Giulini, spalleggiato dal direttore generale Passetti. Siamo già a 6.500 ad oggi, e in ottica nuovo stadio vorrei uno stadio tutto di tifosi del Cagliari, tutti abbonati, perché deve essere uno stadio di tifosi del Cagliari con una piccola parte, ha detto col sorriso, di tifosi ospiti. Il riferimento chiaramente ai tanti sostenitori soprattutto delle grandi squadre che affollano lo stadio del Cagliari in occasione appunto delle partite tra Cagliari, Juventus, Inter e via dicendo. Un Giulini, come detto, molto, molto tranquillo, molto, molto sereno, un Giulini che ha seguito da venerdì i lavori della squadra. Vedremo se si tratterrà fino alla fine, che è appunto prevista per il 27. Il 26 ci sarà un amichevole con la Cremonese, probabilmente non qui su questo campo a pochi metri da noi, ma in un altro campo in zona, perché il campo è in davvero brutte condizioni, troppa pioggia nei giorni scorsi, l'usura del Chievo, e ha detto Giulini non siamo stati contenti quando abbiamo saputo che il Chievo avrebbe lavorato nella settimana immediatamente precedente alla nostra. Campo brutto, abbiamo detto tante piogge, una semina fatta non nel modo perfetto, non nei tempi giusti, gli elicotteri che in inverno atterravano qui al centro del campo. Infatti proprio a centrocampo la situazione è davvero davvero complicata, come abbiamo visto anche negli ultimi allenamenti e nella partita di ieri, tant'è che il Cagliari ha cercato di utilizzare al
al minimo il terreno di gioco per non vederlo rovinato per le sedute di martedì, di mercoledì e poi l'ultima appunto della mattino post Cremonese. Insomma, tantissimi davvero i temi, tutti li trovate su sardegnasport.com, una giornata particolarmente importante. Ricordiamo che il pomeriggio del Cagliari sarà libero e, come ci ha detto Giulini, i giocatori andranno a fare paintball, poi ci saranno anche altre iniziative, quindi insomma il Cagliari continua a fare tante cose extracampo qui in Val di Peio. Avevamo visto negli anni scorsi il rafting, abbiamo visto nei giorni scorsi le escursioni, appunto la classica ascesa ai 3000 metri per qualcuno, anche un po' di relax nei vari rifugi in quota, quindi insomma c'è grande serenità e, come abbiamo visto nel weekend, il Cagliari lavora davvero nel migliore dei modi. Poi ad agosto ci saranno le amichevoli in Turchia, 1 e 4 agosto, e l'8 contro l'Atletico Madrid, un'amichevole voluta da Mario Passetti, direttore generale, che chiaramente Giulini ha chiamato in causa, anche col sorriso quando ha parlato del posticipo dei lavori alla Sardegna Arena per ampliare appunto l'attuale stadio del Cagliari, lavori che erano previsti appunto nei prossimi giorni, ma l'amichevole dell'8 agosto costringe a posticipare. C'è una lotta, ha ironizzato Giulini, tra Signorelli, responsabile dell'infrastruttura del progetto stadio, e Passetti, direttore generale, ma comunque insomma i due formaggini ai lati della main stand della tribuna centrale verranno fatti in tempo per l'inizio del campionato. Cagliari, come detto, pomeriggio libero, poi martedì e mercoledì doppia seduta per preparare l'amichevole con la Cremonese, che sarà di livello ancora anzi sensibilmente più alto rispetto ai precedenti test contro rappresentative locali o con appunto formazione di Serie D come la Virtus Bolzano. Maran deve rivedere un po' di cose, deve aspettare novità dal mercato. Difficile che ce ne saranno prima di agosto, insomma, che nuovi giocatori arrivino qui in Trentino. Qualcuno magari potrebbe partire nelle prossime ore, pensiamo a Giannetti vicino al Livorno, però intanto lavora con quel che ha e sono tanti giocatori, tutti fanno parte del progetto. Il Cagliari non ha fatto benissimo nel primo tempo ieri, una squadra forse con troppa poca qualità, che non è riuscita a trovare tanti spazi, come ha detto lo stesso Maran, e che nel secondo tempo si è sciolta anche e soprattutto grazie a Pavoletti, Farias e Barella, tre giocatori certamente molto molto importanti. Se a questi giocatori si aggiungerà qualche altro, lo vedremo come sempre, insomma, strada facendo, minuto per minuto, e il modo migliore per scoprirlo è chiaramente rimanere su sardegnasport.com. Solo per il momento è tutto, vi rimandiamo alla diretta di stasera alle 19, ci sarà chiaramente anche il quiz col nostro Francesco Aresu, nel pomeriggio tante novità in arrivo dal mondo Cagliari ma anche dal resto, quindi state assolutamente sempre connessi, sempre in aggiornamento con noi. Per il momento l'augurio di buon pranzo, di buon pomeriggio e ovviamente a presto.